Prevenzione, educazione dei giovani e pirati della strada. Si è parlato di tutto questo a Venezia al Forum Nazionale della Polizia Locale. Agenti da tutta Italia per parlare anche degli episodi avvenuti a Padova e San Donà, dove in queste ore 2 persone sono state travolte da automobilisti che non si sono fermati. L'episodio di Padova, vittima un 53enne di Spinea, sembra far parte di una casistica particolare. Ha avuto probabilmente una specie di assenza che insomma non si è neanche reso conto di cosa stava succedendo. Purtroppo non è sempre così, purtroppo in strada molto spesso c'è gente indisciplinata e non attenta all'utente debole e che poi non si rende neanche disponibile a dichiarare le proprie responsabilità. In Veneto il fenomeno è stabile, nel 70% dei casi del 2012 l'autore è stato individuato e arrestato in un caso su 3. Si tratta di automobilisti ai quali generalmente le forze di polizia arrivano da sole subito dopo l'incidente. La denuncia scatta invece soprattutto per coloro che si presentano da soli, consapevoli di essere a un passo dall'identificazione e che quindi evitano il carcere. Sono in aumento nel 2012. Per noi non è un dato statistico di aumento la pirateria, sono sicuramente le situazioni che così fanno abbastanza clamore, che toccano un po' la sensibilità di tutti, per cui si fa più attenzione, però non sono dati gravissimi. Tra l'altro si nota che molto spesso vengono trovati. Per le indagini è fondamentale l'aiuto dei cittadini, con le testimonianze che possono dare un impulso decisivo nell'individuare i responsabili, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È importantissimo per qualsiasi organo di polizia avere la collaborazione di chi assiste a fatti di questo genere. Senza saremo in gravi difficoltà. Si possono fare indagini intelligenti, ma senza le testimonianze si fa veramente poco.